Un giorno giunsi a Catania e vi restai per sempre. Accadde molti anni fa. Ora io sono diventato profondamente catanese, i miei figli sono nati e cresciuti a Catania, qui ho i miei pochissimi amici ed i molti nemici. In questa città ho patito tutti i miei dolori di uomo, le ansie, i dubbi ed anche goduto la mia parte di felicità umana. Io amo questa città con un rapporto sentimentale preciso, quello che può avere un uomo che si è innamorato perdutamente di una puttana. E non può farci niente, sa che è puttana, è volgare, sporca, traditrice, si concede per denaro a chi che sia, è oscena, menzognera, volgare, prepotente, e però è anche ridente, allegra, violenta, conosce tutti i trucchi e i vizi dell'amore e glieli fa assaporare, poi scappa subito via con un altro. Egli dovrebbe prenderla 1000 volte a calci in faccia, sputarle addosso, al diavolo zoccola, ma il solo pensiero di abbandonarla gli riempie l'animo di oscurità. Quel giorno accaddero alcune cose che mi dettero immediatamente una sensazione stupefacente di questa città. Andai al Teatro Diana, dove c'era una compagnia di avaspettacolo con il comico Trottolino, 8 ballerine che ballando prendevano a calci gli spettatori che tentavano di salire sul palcoscenico e infine una cantante partenopea la quale iniziò «A gentile richiesta?» Si scatenò un clamore terribile, ognuno chiedeva una canzone, io gridavo pure «Anima e core, anima e core!» Un uomo coi capelli rossi vicino a me gridava «Monasterio Santa Chiara, monasterio Santa Chiara!» Poiché insistevo, l'uomo coi capelli rossi si alzò e mi diede un terribile cazzotto dall'alto in basso che quasi mi incastrò la testa fra le spalle. Io gli detti un calcio ai genitali. Una trentina di persone attorno a noi ci divisero e ci percossero contemporaneamente continuando a gridare «Dove sta Zazà, Ciccio Formaggio?» Allora era Scelba il ministro degli interni e la polizia aveva i manganelli. Presi anche 6 o 7 randellate, mi stracciarono a metà l'impermeabile bianco comperato 2 giorni prima e che mia madre mi aveva consegnato come una reliquia. Tuo padre non ha fumato per 2 mesi, ricordatelo. Quella stessa notte, essendo io ospite precario di una lontana parente di mia zia, in un basso della salita di San Giuliano che aveva il gabinetto in fondo al cortile, rimasi prigioniero per tutta la notte dentro il cesso. Mi ero convinto che la porta si apriva tirandola verso l'interno e stetti tutta la notte tirando, ansimando. 2 volte mi misi a piangere. Alla fine chiesi aiuto. Era l'alba e venne un maresciallo di questura con i baffi bianchi, il quale prima si affacciò alle grate del finestrino fissandomi in silenzio. Si svolse una breve conversazione fatta di sguardi immobili. «Cosa fai lì dentro?» «Sono rimasto chiuso». «Perché?» Io non sapevo come spiegare e dissi semplicemente «Io non sono catanese». Allora il vecchio maresciallo fece un sospiro di protezione, girò la maniglia e mi seguì adagio mentre a piccoli passi veloci scappavo verso l'altro angolo del cortile. Bisogna dire che io venivo dalla provincia di Siracusa, anzi dalle montagne del Siracusano, dove la gente è babba, cioè ingenua, mite, silenziosa, povera, onesta, educata. Anzi, per codesti siracusani i catanesi hanno coniato un termine più preciso, quasi onomatopeico, cioè babbasunazzi, che significa tanto ingenui da essere persino divertenti. Per molto tempo soffrii così una specie di complesso nei confronti dei catanesi. Io ero malinconico e loro strafottenti, io garbato e loro tracotanti, io pulito e loro sporchi, nel senso che la mia pulizia appariva una goffa superstizione borghese e la loro sporcizia un'allegra spavalderia. Io ero remissivo e loro rissosi, io stavo sul marciapiede ad aspettare il verde e loro passavano correndo con il rosso, arrivavano sempre prima di me. Ora sono diventato come loro, cioè pressappoco strafottente, un tantino sporco, vagamente imbroglione, anche con me stesso sicuramente rissoso e passo sempre con il rosso perché ho scoperto che comunque si arriva prima. I catanesi dunque corrono sempre perché ognuno vuole arrivare prima. Notare la sottile distinzione. Non è il popolo catanese che vuole arrivare prima, ma il catanese individuo, ognuno per conto suo. Di solito arrivare prima significa conquista di denaro o potere. Questa è un'altra distinzione ancora più sottile, poiché in realtà il catanese è convinto che il denaro possa comprare tutto, anche il potere, mentre il potere è semplicemente uno strumento per la conquista del denaro, tutto sommato quindi una macchina più complicata.
Ecco dunque che il catanese corre per arrivare prima. Tutti corrono, rapaci, violenti, disordinati, vocianti, ognuno per conto suo, inseguendo la vita che corre via veloce. E il catanese sempre appresso, mai distaccato d'un palmo. Automobili, autobus, camion, biciclette, autotreni, moto, passanti, tutti a catafascio, da tutte le direzioni e per ogni dove, poiché il denaro è in ogni direzione. Il denaro è il padrone del mondo. Con il denaro si può tutto nella vita. Una bella casa, la macchina, la villeggiatura, il rispetto della gente, la salute con garanzia delle migliori cliniche, persino la grazia dell'Onnipotente, il quale viene invocato in modo perentorio con la mediazione di Sant'Agata, che essendo vergine viene tenuta in altissima considerazione. Santa Ituzza, vossia vede che gioco d'artificio ci ho sparato ieri sera dinanzi al fercolo, ruote luminose ed anche la cassa infernale, Santa Ituzza. Oh Sant'Agata, che fa, non ci sente? Io ci avevo chiesto quella grazia. Annunca, niente gioco di fuoco la prossima volta. L'amore per i soldi, la vocazione, la passione, la identificazione del potere con la massima ricchezza fa presumere che tutti abbiano la stessa passione e vocazione. Il commerciante, l'industriale, il ciabattino, il medico chirurgo, l'impiegato e naturalmente l'uomo politico. Della voracità di questi ultimi i catanesi si sono fatti un paradigma, ma benevolente, quasi senza rancore, come i fatti della natura che accadono perché nell'ordine stesso della natura che accadano. Au, si mangiano i soldi. Canza mai c'eri tu a quel posto che facevi? Peraltro non si può essere perfetti. Nella mia anima catanese sono rimasti definitivamente alcuni vuoti. Io non amo il denaro, non credo alla regola. Commesse cantate, beneficenze, elemosine, si possono riscattare anche 30 o 40 anni di purgatorio, lo hanno detto e garantito i papi che hanno ovvia dimestichezza con il divino, ma non si può comprare, ad esempio, la Quinta Sinfonia di Beethoven, che è pure semplicemente una cosa umana. Scrutando gli ultimi 30 anni della storia catanese ci si rende conto che in questa città sono state realizzate quasi esclusivamente le opere che presupponevano guadagno, i quartieri residenziali, gli opulenti villaggi residenziali con piscine e campi da tennis, le splendide ville patronali, i complessi turistici alberghieri, alcuni quartieri popolari, il risanamento di San Berillo. Il risanamento del San Berillo venne deciso dal comune nell'anno 1950 con una storica seduta del Consiglio municipale e subito ratificato dalla regione che per rendere possibile l'opera varò appunto una legge speciale. Si trattava di distruggere, anzi letteralmente sradicare, il quartiere più miserabile della città, acquattato nel centro come una specie di fetido cancro, trasferire 30.000 persone in un altro quartiere appositamente costruito sulle colline di Ponente e quindi realizzare al centro una grandiosa strada quartiere che non avrebbe avuto paragoni in tutta Europa per eleganza, imponenza e funzionalità civile. Il cuore economico di tutto il territorio, le banche, istituti di credito e di assicurazione, palazzi pubblici, enti culturali ed artistici avrebbero trovato sede in questa splendida arteria di marmi pregiati. Parve logico che le si desse il nome di City. Passarono 5 anni prima che la legge regionale diventasse esecutiva ed altri 2 prima che il comune, con un'altra seduta memorabile con un voto unanime per acclamazione, assegnasse all'Istica la favolosa impresa. Passarono ancora 8 anni, tutto l'immenso quartiere era stato ormai demolito, la popolazione trasferita e il nuovo quartiere costruito già a metà, quando improvvisamente tutto si paralizzò. E passarono altri 5 anni prima che la regione dettasse le nuove norme costruttive, adeguate ai concetti urbanistici del piano regolatore. Con la stessa legge regionale venne affidato al comune il compito di varare un nuovo progetto, cioè stabilire quali aree dovessero essere destinate all'edilizia privata e quali alle attrezzature pubbliche. Ci vollero 2 anni prima che il comune riuscisse ad inviare la bozza di progetto alla regione, la quale si prese altri 2 anni per fare talune correzioni, scrivere qualche nota in calce e finalmente con decreto presidenziale in data 1 marzo 1973 rendere esecutivo il progetto.
Si pensava che a questo punto, con oltre 10 anni di ritardo, proprio in un momento in cui la paralisi edilizia aveva aggravato paurosamente l'intera crisi economica cittadina, ci si avventasse letteralmente su quel progetto per realizzarlo, complessivamente un gigantesco affare da 200-300 miliardi che interessava l'intera città dal punto di vista sociale, economico, culturale, turistico, 800 nuovi vani residenziali, 4.500 metri quadrati di negozi, spazi verdi, fontane, nuovi parcheggi per migliaia di auto, teatri, scuole, impianti sportivi, un'occasione di lavoro per centinaia di tecnici, per migliaia di operai, finalmente la possibilità di completare un'opera iniziata 25 anni prima e dare un volto al centro della città, il più elegante ed anche il più coerente. Nel 1974 l'Istica presentò il progetto del complesso edilizio di sua competenza che dovrebbe coprire l'ultimo tratto del corso Martiri della Libertà fino a Piazza della Stazione. Palazzi, negozi, giardini, fontane, rimesse, piazze. Tomba. Come imbucare una lettera nella fessura di un sepolcro. Crediamo non esista nella più caotica, grottesca, spesso infame storia catanese del dopoguerra un esempio così allucinante di incapacità, che non è corruzione stavolta, né incompetenza e nemmeno bricconeria o imbroglio, mistificazione, strafottenza, ma qualcosa di più arcano. Che sia minchioneria? Così la Catania pubblica, la Catania politica, la Catania degli interessi sodali e collettivi è una specie di immenso cadavere che si stende su tutta l'intera città, facendola letteralmente putrefare. Ogni tanto un guizzo, un pianto di rimorso, un minuscolo lampo di fantasia, un'accusa, una zuffa, un dibattito pubblico, una tavola rotonda, un simposio nel corso del quale c'è occasione per uno scambio fulmineo di immense parole, rimproveri, insulti e alla fine per una riappacificazione generale con immediata ricaduta in uno stato di catalessi. Non esiste in tutta Europa una città così mistificatoria persino nei confronti delle statistiche economiche ufficiali. Catania risulta agli ultimi posti nella media del reddito individuale. È un imbroglio. Il denaro scorre da tutte le parti, passa nel vento, scompare, riappare. Crediamo che siano pochissimi i catanesi a fare soltanto un lavoro. Centinaia di migliaia fanno gli impiegati, funzionari, professori, vigili urbani, dipendenti pubblici, maestri elementari, muratori, archivisti e contemporaneamente sono negozianti, hanno una bancarella di ortofrutta, commerciano, suonano la tromba o il violino, curano un'industria di gelati, possiedono una radio libera, sono tassisti abusivi, fotografi, maghi, fabbricanti di mobili, elettricisti, meccanici, all'occorrenza scippatori, ladri, rapinatori, usurai, ricettatori, infermieri, ruffiani, magnacci, dattilografi. C'è un personaggio esemplare che spiega l'anima catanese, Pippo Pernacchio. Egli ha il privilegio di sapere eseguire pernacchi in ogni guisa e in ogni tonalità, brevi e stentorei o lunghi e delicati, magniloquenti e sibillini, una gamma per ogni tipo di personaggio. Li esegue però solo a pagamento, con una classificazione precisa e il relativo prezzo. 100 lire un pernacchio di esibizione, 200 a mo' di saluto, 500 in segno di disprezzo e dunque deve essere ben vibrato e della durata di 5 secondi, 1000 lire con svolazzo finale per uomini politici o finanziari. Con 1000 lire potete appostarvi sotto casa dell'uomo potente che vi ha recato ingiustizia, vi ha bocciato agli esami, non vi ha dato la casa popolare, vi ha licenziato dal posto, chiamarlo ad alta voce e distruggerlo dinanzi alla pubblica opinione. Così è Catania, dove tutto si fa, il pernacchio o la grande opera pubblica miliardaria, solo se c'è guadagno. Non esiste alcun'altra città italiana che sia altrettanto costruita dall'interesse privato, cioè quasi esclusivamente dagli individui, secondo il loro interesse personale, il guadagno, la comodità, la fantasia. Così è Catania, splendida, geniale, sporca, volgare, affascinante, generosa, ingannatrice, urlante, maleducata, ladra, ridente, traditrice, non rassomiglia ad alcuna altra città del mondo. Io che ti amai subito, con la timidezza di chi viene col sacco dell'emigrante e viene condotto per la prima volta in un bordello. Io che ti amai con la passione e la vergogna di chi è innamorato di una puttana. Un giorno o l'altro ti abbandonerò e subito non avrò più il mio cuore. Ma domani e anche dopodomani voglio continuare a scrivere un madrigale per te. La tua bellezza e il tuo vizio, il tuo fascino, il tuo fallimento, la tua risata carnale e le tue piaghe schifose. Affacciati alla finestra.